Oggi ho firmato una nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia. È importante fare tutti la nostra parte al fine di contenere l'epidemia di coronavirus. E per questo nella nuova ordinanza è previsto che dalla giornata di domani sarà vietato uscire per fare passeggiate o attività sportive. Si potrà uscire solo per le necessità previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero motivi sanitari, approvvigionarci di cibo oppure recarsi al lavoro. I sindaci dovranno chiudere tutte quelle aree che sono elementi di aggregazione di più persone, come per esempio i parchi. Inoltre, nella giornata di domenica sarà fatto divieto di aprire per qualsiasi esercizio commerciale, alimentari compresi, quindi domenica non sarà possibile fare la spesa. Ci sarà un'eccezione soltanto per le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Infine, sarà fatto divieto in tutti i giorni della settimana di entrare negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, come per esempio i supermercati, per più di una persona per famiglia. C'è solamente l'eccezione per chi assiste persone non autosufficienti oppure ha dei bambini a carico che non può ovviamente lasciare da soli. È importante rispettare le regole. Se tutti non ci impegniamo, il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare ad essere presente nel nostro territorio. Per fare ripartire l'economia, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti i cittadini, dobbiamo impegnarci ognuno, non prendere sotto gamba la questione. Purtroppo i contagi continuano ad aumentare. Purtroppo le persone in terapia intensiva continuano ad aumentare e non abbiamo giustificazioni nella nostra regione, perché vediamo quello che sta accadendo dalle altre parti dove il virus è partito prima e le attività di contrasto al virus sono partite dopo. Quindi noi sappiamo quello che può accadere ed è motivo in più per contrastare prima che fatti drammatici possano avvenire anche nella nostra regione. Chiedo l'impegno da parte di tutti, è un messaggio che lancio a tutti i cittadini di questa regione. Impegniamoci insieme. Se tutti facciamo la nostra parte, si potrà uscire in fretta e bene da questa situazione. Ma se ognuno pensa che tanto c'è qualcun altro che si impegna al posto suo, la situazione non si risolve e tutti pagheremo le conseguenze, anche magari chi non ha colpa. Quindi vi ringrazio per l'impegno che ci metterete, perché il Friuli Venezia Giulia è stato grande, è grande e tornerà grande. Dimostriamolo con i fatti della vita quotidiana. Grazie.